all'ultima danza, quella che porterà alla finale tra Montello e Mestre Fenice. Il vostro test con Roberto Grossi come tecnico. Ben trovato Roberto. Buonasera a tutti. Io devo gridare perché la voce ormai è andata a quel paese. Sarà una grande sfida. È la finale giusta, Roberto? Per quello che abbiamo visto in questi giorni sicuramente sì, le due squadre che hanno meritato di più, un Mestre che è arrivato in pompa magna con 2 grandi vittorie e un Montello che ha usato la sua esperienza, anche lui ha affrontato 2 partite difficili e le ha portate a casa. Un Montello, diceva prima mister Donisi, che ha anche la possibilità di fare turnover visto la larga rosa a disposizione, che non ha pensato al big match di venerdì con l'Arzignano, vuole vincere la Coppa. Beh, giustamente, perché la società ha messo a disposizione del mister una rosa ampia con delle rotazioni, le ha usate nei quarti, le ha usate in semifinale. Stasera ha convocato i migliori 12, manca solo Nicolati che non è disponibile, quindi ha fatto bene il mister, adesso si giocherà il tutto per tutto oggi. Dall'altra parte una squadra di ragazzi terribili che anno dopo anno non sono più ragazzini, sono diventati ragazzi. Un anno fa erano qua a giocarsi la finale e a vincerla. Con l'Arzignano cambia la categoria ma non cambia il comune denominatore. Mestre Fenice in finale. Sì, l'anno scorso hanno conquistato la Coppa di C2 con merito. Quest'anno si sono qualificati a queste Final 8 e con stramerito sono arrivati in finale, hanno veramente fatto 2 grandissime partite. La carta d'identità dice che sono giovani, però ormai sono abituati a questi palcoscenici e ci godremo una grande partita secondo me. Tanto pubblico della Mestre Fenice, lo sentiamo in sottofondo. Mister Randi ha un cambio costretto da fare. Bellus qualificato, entra allora Pistoresi e Bergamo si prende la maglia numero 9. È un'assenza pesante purtroppo, queste partite secondo me è sempre bello giocarle al completo, per quello si è visto in questi giorni, soprattutto ieri Bellu ha fatto una grande prestazione in semifinale, sarà un'assenza importante ma sono convinto che il Mestre riuscirà a sopperirla bene. Una sfida ovviamente da tripla in schedina con Mestre Fenice che ha sempre sovvertito quella che è stata la classifica del girone di andata, ha battuto la terza, ha battuto la seconda e chissà, io ti sparo un numero, ti dico 25, poi alla fine ti spiego perché se poi avrò indovinato. Ok, vedremo alla fine se avrai ragione. Io l'euro, il mio 51 come ho fatto in questi giorni, lo metto sul Montello per l'esperienza e per la qualità, però il Mestre se la giocherà alla grandissima. Attenzione che c'è l'inno italiano, si può dire anche sì, solo le forze armate non possono più dirlo alla fine. Sì, è una nuova legge, sì. Mia moglie che è generale ad esempio non può più dirlo, sì, perché in casa è la generale. Tutti in piedi. Possiamo anche cantarlo se vuoi, Una volta l'ho fatto e mi hanno detto togli il microfono. Forse è meglio di no, per lo spettacolo. Anche le scenette di Natale mi facevano fare il muto perché cantavo stonato. Di Mameli, Nino Azzurro, è bello vedere alcuni giocatori, Boina con i figli in
campo, dall'altra parte ce ne vorranno di anni prima di vederli entrare con i ragazzi. Per il maestro è un po' complicato entrare in campo con i figli oggi, però invece il Montello ha la possibilità, qualche giocatore esperto, quindi giustamente li porta a bordo campo. Sempre una scena bella da vedere secondo me in avvio di partita. Coppa e Franzoi, i due capitani con il direttore di gara, il signor Davide Piazza di Padova, Filippo Tagliapietra di Venezia, Andrea da Colle invece si occuperà del cronometro. Per una sfida che mette in palio la Coppa Italia fase regionale. Siamo arrivati alla Mazza Caffè. La frutta l'abbiamo mangiata prima con le ragazze. Una bella finale che ha sorriso al Bologna per 3-0 sul Futsal Reggiana, e adesso l'ennesimo finale di una competizione straordinaria, ma non lo dico io perché faccio parte dello staff che cerca di organizzare. Io faccio poco o niente, io ci metto solo la mia sapiente voce, ma vedere un palazzetto stracolmo di gente significa che il futsal in Veneto è importante. Evento organizzato molto bene, bisogna fare i complimenti a Di Giambattista e ai suoi perché stanno facendo un grande lavoro. Sono sempre belle e spettacolari queste Final 8, se non sbaglio siamo alla quarta edizione qui a Tombolo e tanta roba. Oggi veramente non c'è un posto libero. Ormai la mia macchina sa come arrivare a Tombolo anche senza essere guidata, perché ormai anche io sono qui di casa, grazie ovviamente alla LND del Veneto, ma un grazie particolare al team Giorgione che supporta l'organizzazione da dietro le quinte con gli importantissimi sponsor, l'ED Group, Digital Vision, 3B Impianti e Lifestyle Consulting, che danno la possibilità di vivere il futsal proprio lì vicino, ma anche creano un, diciamo, dietro le quinte con i bigoi, le birrette, che allieta anche il numeroso pubblico presente. Tutto molto organizzato bene. Niente da dire, bravi. Intanto già pronti i direttori di gara al centro del campo, ci sarà anche quest'oggi il minuto di silenzio per onorare la memoria delle vittime di Crans Montana. Stavo guardando Boin che è corso dalla parte opposta del campo a salutare qualcuno, volevo vedere chi era. Oggi i quintetti arriveranno a Sestetti domani. Minuto di silenzio. Pronti a questo calcio d'avvio con il numero 23 Andrea Panziera che darà il via ai 20 minuti di gioco. Quest'oggi sicuramente non ci saranno tiri liberi perché insomma dopo 14 alla 14esima partita vuoi che i giocatori in campo siano così cattivi da regalarmi questa gioia? L'abbiamo sfiorata ieri. Sì, nella seconda semifinale. Mi sa che andrei a casa senza essere accontentato, vedremo. Assolutamente. 20 minuti per tempo, eventuali 5 minuti per i tempi supplementari e poi calci di rigore che abbiamo visto soltanto una volta nel quarto di finale tra San Martino e Città di Tiene, tra l'altro girando di rigori ad oltranza, si è arrivati addirittura all'ottavo, l'ultima sfida infinita. Pronti dunque a vivere tutto d'un fiato questo primo tempo. Tra le file del Montello oggi mister Donisi punta su Robazza in porta in avvio. Novità rispetto ai quarti dove c'è stato Boin. Ieri Robazza era entrato nel secondo tempo esatto, al posto di Boin. Vedremo intanto come andrà ad affrontare con Coppe. Tra l'altro ieri ad esempio Coppe ed Epp nel primo tempo erano praticamente rimasti sempre in panchina, poi sono subentrati nella ripresa
ha la rosa ampiamente lunga mister Donisi. Anche dall'altra parte ieri mister Landi ne ha utilizzati 11, è rimasto in panca soltanto il numero 1, il portiere Mattia Baltresca. Subito pressione in avvio del Mestre come ieri contro l'Arzignano. Franzoi, Palma, vedo Schiavinato e mi sembra di scorgere Puleo là sul fondo nel quintetto di partenza di mister Landi, con Stefanuto tra i pali. Dalla parte opposta Epp, Coppe, Bertoni, Panziera e appunto, come dicevi tu, Robazza invece nel starting five ordinato da mister Donisi. Ah, porca miseria. Scusa, ma devo andare io. No dai, non ho la Panda. Non ho la Panda. Sai che bello se fosse stata la mia macchina. Ti lasciavo qua da solo in commento. E andavo avanti in qualche modo. Bella palla lunga per Panziera, protegge bene l'uscita del pallone Puleo. Lasciami ringraziare Mario Puleo, papà del ragazzo, dirigente Mestre Fenice, che stamattina è andato anche a caccia di margarini, ma purtroppo la pasticceria Melody Li avevi era chiesti, chiusa. si è impegnato, purtroppo ci è andata male. Sanno che voglio bene a questa squadra di ragazzi e auguro loro le migliori fortune, senza però dare un pronostico quest'oggi, perché da Super Partes dico che vinca il futsal, che vinca lo spettacolo. Vedremo se quel 25 alla fine sarà veritiero. Attenzione ad Epp che alza la testa, Panziera sulla destra, giro palla del Montello. Squadre che si stanno studiando. Intanto delle perdite là sulla destra. Che rischio, il Palla tiro. in mezzo molto pericolosa, non c'è la deviazione, Bertoni tiro molto velenoso. Che ansia che ho avuto, abbiamo rischiato non poco. La borsa in pelle della signora là in tribuna sulla destra stava per essere annaffiata dalla Coca-Cola. Palla lunga per Puleo, viene fermato in fallo laterale da Epp. Franzoi, il tiro sinistro di Franzoi, alto. Due squadre che hanno iniziato comunque senza tanta remore, però si stanno ancora studiando. Sì, il Montello aspetta basso, mentre il Mestre, come abbiamo visto ieri, è abbastanza aggressivo. Montello però molto sapientemente, con pazienza, non vuole correre rischi e rischiare le ripartenze del Mestre, che sono tremende. Sul fondo Panziera, un pallone che schizza sul fatto del laterale. Tanto chiedo alla regia conferme che la partita si sta vedendo. Qualcuno mi ha scritto che c'è il link della giornata di ieri. Il buon Andrea sicuramente saprà lavorare al meglio. Purtroppo le ore delle 19 o che tutti vanno a casa, oggi non si lavorava, è giornata di festa, vanno a casa, al posto di mettervi su per i telefoni e usare internet, preparate qualcosa da mangiare, che è meglio. Puleo intanto, anzi era Palma che cercava di girare il pallone. Epp mette in fallo laterale, resta in fase d'attacco la Mestre Fenice. 17-16 sul cronometro da giocare. Sul fondo Schiavinato, già 5 gol per lui, miglior marcatore in questa kermesse, e come ogni giorno avranno giocato 3 partite di fila, saranno anche stanchi, ma sono subito rientrati in difesa. Subito a 1000 il Mestre, sempre a 1000, la loro caratteristica principale. Vedremo oggi se porterà i frutti sperati. Bertoni dietro per Coppe, sfila per Epp il pallone. Panziera, l'imbucata, arriva Palma, lo scambio cercato con Schiavinato, il pallone respinto da Epp. Puleo spara avanti dove Palma però non riesce a controllare, a tenere in campo la partita. Subito qualche scaramuccia, però vedo che nessuno dei giocatori tira indietro la gamba. No, soprattutto qui è l'ultimo contrasto, Epp e Schiavinato non se le mandano a dire. Giusto così, è la finale, c'è in palio una coppa, quindi si dà tutto. Una coppa che ricordiamo manderà la squadra, attenzione Panziera per Coppe, fermato in corner da Franzoi. Coppa che manderà la squadra vincitrice al triangolare con Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per il primo turno della fase nazionale. Intanto è entrato Bergamo, è il primo cambio che oggi veste la maglia di Bellu. Ricordiamo la squalifica per doppio giallo di Giacomo Bellu. Assenza comunque importante, anche se mister Landi
può contare su una rosa di livello, nonostante la giovane età, ricordiamo. Ha tanti giovani interessanti, quindi sicuramente chi lo sostituirà non farà sentire l'assenza. Panziara per Coppe, fa possesso la formazione di mister Donisi che cerca di uscire, ma Franzoi ci mette il corpo. Sarà una rimessa laterale quasi all'altezza della linea di metacampo per la squadra trevigiana, il Montello. Come dicevamo ieri, tra l'altro Montello lo scorso anno semifinalista nella Kermesse. Sai che sto pensando, ma proprio la Mestre Fenice aveva battuto il Montello lo scorso anno? Mi sa di sì. Potrebbe essere, vado a memoria, non sono sicurissimo, ma mi sembra di sì. La finale fu Arziano Mestre Fenice, ma mi sa che sì, fu la sfida col Montello, quindi anche qui un remake della sfida dello scorso anno. Ne ha già rivinta una ieri la formazione di Landi, vedremo se saprà bissare, tanto fuori Franzoi, esordio in questa finale per Alessandro Guariento, uno dei due Guariento, qui protagonisti in queste finali di tombolo. In questi primi 5 minuti, nel frattempo intanto è entrato Leandrigno fra le file del Montello, forse il giocatore di maggior qualità nelle file del Montello. Da capire molto. Bella bucata per Leandrigno. Ecco, subito pericoloso Leandrigno. C'è molta attenzione in questo via da parte delle due squadre. Assolutamente, Leandrigno protagonista nella gara di campionato del 5 dicembre, vinta dal Montello 5-3, tripletta per il numero 10 esperto della formazione trevigiana. Intanto contro break, attenzione alla chiusura, Taha Ibrahim, il vantaggio del Montello, buca subito la porta di Carlo Stefanutto. 4 minuti 53 sull'errore in uscita. Gravissimo. Arriva il vantaggio trevigiano. Sono stato subito smentito, avevo detto grande attenzione in questa via, primo errore, prima palla persa, il Montello in ripartenza realizza il vantaggio. Stefanuto stavolta non è riuscito nel miracolo di bloccare la conclusione di miracoli ne ha Ibrahim. fatti tantissimi Carlo Stefanuto, il numero 12 Mestre Fenice. È cambiato il risultato, dunque una partita che ora si aprirà a diverse soluzioni. Vediamo subito come risponderà la Fenice. Ancora un errore, Panziara l'imbucato per Taha Ibrahim, il tiro, il raddoppio di Taha Ibrahim, un 1-2 nel giro di 10 secondi. Taha Ibrahim entra e spacca la partita. Appena subito time out per Landi. Nel frattempo anche qui altro errore, palla persa e Montello che castiga subito. Vediamo se lo zoo arriverà la giraffa. Ecco, arriva la giraffa, Cesari. Succede sta roba qua, quindi per cortesia pressiamo la palla forte e giochiamo, perché non stiamo giocando e non stiamo pressando la palla. Non vi sto dicendo che dobbiamo andare a pressarli dentro la porta, dobbiamo pressare la palla e con gli aiuti, con le coperture, ma dobbiamo pressare la palla. Poi quando possiamo andiamo, ma per il resto pressiamo la palla con le coperture e con gli aiuti, possesso pulito e giochiamo, ma ci vuole coraggio nella finale, ne abbiamo giocate 1000, ci vuole coraggio. Abbiamo visto che quando noi giochiamo con coraggio possiamo provare a vincere. Quando noi giochiamo senza coraggio non ne vinciamo. Sono d'accordo con mister Landi, perché ha chiesto intanto pazienza ai suoi, di non rischiare e di giocare, perché oggettivamente gli errori fatti dal Mestre in questo avvio non li abbiamo mai visti in questi 2 giorni, quindi probabilmente un po' di tensione la stanno pagando i ragazzi. La partita è aperta, manca una vita, c'è tutto il tempo per rimediare. L'applauso di incoraggiamento dal numeroso pubblico accorso da Mestre per una squadra, quella del Mestre Fenice, sotto 2-0 in questo avvio di finale. Intanto è entrato Franceschini con la maglia numero 7. Mister Landi ha subito chiamato il time out per sistemare più la parte mentale che il gioco dei suoi. Assolutamente. Visto che hanno subito il colpo. Assolutamente, secondo me anche tempistica azzeccata nel chiamare il time out, ha voluto mettere in chiaro pochi concetti ma semplici, e vediamo la reazione che avrà il Mestre. Bonazzo tiene vivo il pallone, un rimpallo favorisce il giocatore della Mestre Fenice, la giocata di Bergamo, poi spara lontano. Donisi ha già cambiato praticamente il quartetto, manca solo Epp nelle rotazioni
Gli altri tre, Leandrigno, Ibrahim e Bonazzo, sono appena entrati. Filippo Pettenò, primo pallone per lui toccato in questa finale, il numero 4 Mestre Fenice oggi in maglia oro con gli inserti neri per la formazione di mister Landi, completo invece bianco per un Montello che sta legittimando il primato nel girone di C1 del Veneto. Ora Montello che ha tutte le carte in tavola per attendere la squadra avversaria e concedere pochi spazi nelle retrovie. Poi vede la partita anche che voleva un po' Donisi, qui Guariento perde palla. Che si riprende il pallone, Leandrigno strattonato, senza però il fallo da Filippo Pettenò. Credo valutazione corretta del direttore di gara. Per quello che abbiamo visto fin qui, molto british il modo arbitrale ed è giusto che sia così, insomma. E sono i giocatori che si devono adeguare al metro arbitrale. Assolutamente. Guariento, Pettenò, ancora Alessandro Guariento, giro palla per Bergamo, costretto a indietreggiare, un corpo a corpo tra Epp e Pettenò, cui va la meglio al giocatore qui in possesso di pallone, lo scarico destro per Guariento, apertura della parte opposta per Franceschini, recupera Leandrigno, l'ultimo a toccare è il numero 10 del team trevigiano, anche qui grande apertura di Guariento che Gran palla e grande aggancio anche. Guariento non sa solo segnare, anche se in questo momento manca il gol a tutte le Mestre Fenice, tanto la palla arriva comoda a Stefanutto che ha subito 2 gol la prima volta, ne aveva subiti 2 però in 2 partite, uno per ogni gara. È stato un 1-2 terrificante quello del Montello. Guariento perde palla, gliela ruba Ibrahim Taha, lo scambio cercato con Leandrigno. Tra l'altro Taha non impiegato nella prima sfida e protagonista ieri e anche oggi. È stato un 1-2, ripeto, micidiale, sono stati devastanti, ma è una caratteristica del Montello con la qualità che hanno ad approfittare dei 2 errori, gli unici 2 errori che ha fatto il Mestre e trasformarli subito in rete. Epp intanto chiude la strada al numero 9 il Vise Bergamo, 12:22 da giocare, palla in mezzo, ribattuta dalla difesa del Montello, va via Bonazzo, viene però fermato da Franceschini che fa buona guardia. Tra l'altro Ibrahim è giocatore arrivato in corsa poco meno di un mese fa nelle file del Montello grazie al mercato. Acquisto importante, quello per la formazione già forte ed esperta di mister Donisi. Hanno inserito anche Nicoli, quindi insomma 2 tasselli, 2 rotazioni in più. Franceschini sul fondo, un mancino raso terra che attraversa tutta l'area, lo rivediamo. Qui mancava il secondo palo per la Mestre Fenice. Inizia a rendersi pericoloso il Mestre. Epp, Coppe, tanto è rientrato in campo anche il capitano dei trevigiani. Epp, Leandrigno sulla corsia di sinistra, Leandrigno si accentra, scarica la parte opposta per Bonazzo che va dietro da Epp, l'imbucata lunga per Leandrigno che mette giù il pallone, si gira, viene però fermato, fallo laterale Montello, rientra intanto Schiavinato al posto di Elvise Bergamo. Aveva bisogno mister Landi di Schiavinato delle sue giocate. Palla in mezzo, ottimo l'intervento di Pettenò a togliere il pallone ad Epp che si era liberato. Pericolo, il tiro da fuori intanto. Si era liberato pericolosamente Epp sul secondo palo. Guariento intanto va via sulla corsia laterale, Guariento viene triplicato, c'è il primo fallo. Giusto fischio. Bravo Guariento a tenere palla nonostante il raddoppio del Montello e subire fallo. Non poteva far di più. Assolutamente no. Già avuto la punizione Guariento, giro palla, Schiavinato, di troppo Franceschini, si fa vedere Pettenò, Guariento sulla destra, prolunga per Franceschini che si gira, cerca di girarsi, brava la difesa del Montello con Bonazzo a mettere in fallo laterale, voleva un tocco veneziano il numero 20 dei trevigiani. Seguiamo Schiavinato, il tiro, c'è deviazione, corner, pericolo gran giocata di Schiavinato, te l'avevo appena detto, mister Landi aveva bisogno delle sue qualità e si è fatto subito trovare. Per Guariento, la ribatte ancora fuori il capitano Coppe, dunque laterale Mestre Fenice. Guariento dietro per Franceschini, Schiavinato, è distante dalla porta il 10 Mestrino, scarica dietro per Franceschini,
10:50 da giocare, manca un'eternità, però il Montello è già avanti 2-0 con un 1-2 velocissimo. Attenzione, ancora un contropiede, bravo quindi nel recupero Leandrigno, la palla per Bonazzo e qui forse, anzi senza forse, bravo Carlo Stefanuto, ma qua bisognava chiuderla, lo rivediamo. Qui grande Troppo Stefanuto, leggero. però Bonazzo è arrivato troppo morbido. Sarà morbido, però Stefanuto ha fatto una parata Grandissima. spettacolare, bravo Grandissima. Carlo. Prima nel pre-gara, attenzione ad Depp, e fa piacere, è venuto a salutarmi ed abbracciarmi Tommaso Zanotto, stravedo per quel ragazzo Protagonista della vittoria dell'anno scorso. e che sarà protagonista per i prossimi, penso, 20 anni. Beh, già in orbita prima squadra. quindi. Grande portiere. Con la maglia azzurra, quella dell'Under se l'è già presa e presto, secondo me, viste le qualità, arriverà anche qualcosa di molto più importante. Glielo auguriamo. Tra l'altro Mestre Felice che fa meno di Bui, Ruzzene e Zanotto, tutti e tre hanno superato le convocazioni in prima squadra, a conferma del gran lavoro a livello giovanile in casa della società veneziana. Schiavinato, giro palla Guariento, dici alla fine, cerca di penetrare tra le maglie strette della difesa Franceschini. Epp, sinistra per Coppe che va via in velocità, viene fermato, c'è però un fallo laterale, esce Guariento, non è contento della sua prestazione, lo si è visto come ha ripreso la casacchina prima di sedersi in panca. Leandrigno, giro palla, Coppe cerca di prolungare, arriva però Panziera a sbarrargli la strada. Leandrigno, subito lungo per Panziera che però attende troppo prima di cercare di fermare il pallone. La partita si è messa sui binari che voleva mister Donese, sicuramente. Essere in vantaggio di 2 gol ti permette di difendere senza grossi rischi, massima attenzione in fase difensiva e provare in ripartenza. Mestre sta provando a costruire col suo 4-0, sta trovando difficoltà a arrivare dalle parti di Robazza. Altro rischio qui sulla pressione, bravo Panziera, intanto è entrato anche Filippo Guariento, uno dei 2 ex giocatori dell'Atletico Pressana in forza società mestrina già da qualche stagione. Bertoni, Scodella per Leandrigno, il golasso di Leandrigno, un destro a tagliare l'area che va sul palo lontano. Montello 3, Mestre 0. Palla clamorosa di Bertoni per Leandrigno e altrettanto col contagiri, e anche altrettanto clamorosa la conclusione di Leandrigno che era anche defilato, ha trovato l'angolino. Gran gol, se non è il più bello è uno del top 3 di questa Final 8. Sono d'accordo, Stefano. Pallone da posizione quasi impossibile, adesso però Mestre Felice deve scrollarsi da attenzione, ancora palla di Bertoni per Leandrigno che la mette giù con una maestria. Leandrigno salta per gli avversari, poi viene fermato dal recupero di Filippo Guariento e adesso i binari che portano a Mestre Santa Lucia sono leggermente sbarrati. La Coppa viaggia veloce verso il Trevigiano con merito, tra l'altro. Sì, Montello padrone del campo per il momento, Mestre che sta facendo fatica, e questo 3-0 è una bella batosta da buttare giù. 8:30, cronometro perfetto, solo perché non c'è Marini. Ancora tanto da giocare però. Robazza che rischia, il porta era libera, Franzoi non ha calciato veloce il contropiede con Leandrigno che schiera per Pezzina. Bertoni! Chissà quanti ne ha fatti di gol così Bertoni nella sua ventennale più carriera. Oggi invece tanto fallo cumulativo, giustamente segnato a Mestre Felice. Anche qua Bertoni forse troppo sicuro. Sì, forse è arrivato non con quella cattiveria giusta per mettere a segno la quarta rete dei suoi. Con la maglia dell'Operense contro l'Arzignano Griffo lo avrebbe sicuramente segnato, oggi invece no. Vicinissimi al poker. Sono d'accordo. Montello. Mestre ancora imprecisa, anche qui il passaggio di Franzoni, un'altra palla recuperata, tutta palla in balia, palla ancora per Bertoni che ora qui però non ci arriva. Qui la Mister palla era- Ranti non è contento, No. ma non può far nulla.
Ha già chiamato il time out, ha provato dalla scorsa ai suoi, subito avevano reagito un po', ma adesso siamo tornati un po' a inizio partita. Difficoltà nel giro palla, difesa molto molto attenta e direi perfetta del Montello che non concede spazi, e tanti errori in fase di fraseggio da parte del Mestre, e questo può essere un problema. Il capitano Franzoi cerca di andare sul fondo, si prende il pallone in uscita bassa, Enrico Robazza che può rilanciare lunghissimo per Panziera che non riesce a trattenere il pallone in campo. Non era una palla semplice, però poteva fare un po' meglio qui Panziera nell'occasione. Giocatore fra l'altro molto molto bravo. Diventa intanto Puleo che riceve proprio il pallone ora da Franzoi, giro palla schiavinato, Franzoi a cambiare il lato del campo, ancora il 10 Mestrino, avanti per Guariento, schiavinato Guariento che proprio sulla nostra postazione, lo scambio per Franzoi che apre le gambe, un velo per schiavinato. E se non sbaglio nelle file del Montello deve ancora uscire Epp. Beh, ma ha giocato solo 20 minuti ieri, quindi ha riposato ieri, a parte le battute, hai ragione. Giocatore fondamentale per la squadra. Intanto contro Braico con schiavinato fermato da un fantastico Epp, ancora però Mestre in possesso. Gran recupero di Epp, nonostante sia in campo da 13 minuti abbondanti. Te lo stavo dicendo, per me è il lucido. giocatore fondamentale di questo Montello. Poi ci sono Leandrigno, scusa, Bertoni. Hai fatto due nomi in uno, dai. Volevo far presto. Leandrigno, Bertoni, però Epp è veramente fondamentale. Puleo che va a puntare proprio Epp, viene fermato in fallo laterale. Schiavinato viene richiamato dal signor Tagliapietre di Venezia, chiamato anche per cognome, lo conoscono già, il direttore di gara ha chiamato Schiavinato per cognome. Hanno studiato anche loro, hanno studiato. Assolutamente, classe 2007, 3 settembre 2007. Schiavinato, il tocco ancora a respingere in fallo laterale da parte della difesa trevigiana. Un fallo per parte. Boin, ma che bello Boin lì, Marco, lì con le gambe incrociate, tranquillo. Si sta godendo la partita dei suoi. Protagonista in questi giorni. Praticamente hanno giocato una partita e mezza entrambi. Cioè, dopo bisogna vedere se direi che Donisi in questi giorni ha diviso equamente fra tutti gli effettivi, le energie e il minutaggio. Posso buttarla lì? Lo faccio anche l'allenatore con questi, così almeno Alessandro poi si arrabbia quando sentirà questa battuta da parte di Scarzi. Ma ci vuole qualità anche in panchina. Gran lavoro di Difendo la categoria, ci vuole qualità in panchina. Grazie per avermi dato qualità. Tra l'altro oggi anche impeccabili in giacca, anche il buon Alessandro, l'ho già preso in giro prima. Franzoi, il tiro intanto. Respinto alto, smanacciato alto da Robazza. Lo rivediamo subito. Il Mestre si affida dei tiri da fuori che difficilmente possono impensierire Robazza se non perfetti, ma non riesce a trovare la profondità. Ibrahim Taha intanto è lui a toccare, non viene data la rimessa laterale alla formazione della Mestre Fenice. C'era stata la deviazione di Ibrahim Taha, secondo i ragazzi e secondo Franzoi che sta discutendo con il direttore di gara, il signor Piazza di Padova, che però è irremovibile sulla sua decisione. Lui non ha visto alcuna deviazione, io sono sincero, non ho visto, ero coperto dal 50 pollici qui davanti. Palla lunga per Taha che mette giù il pallone, resta lì sotto al sedere di Filippo Guariento che scambia per il fratello Alessandro, i due Guariento in campo contemporaneamente. Franzoi dietro per Puleo, Guariento F, c'è che andare sul fondo, fermato e contropiede allora per il Montello. Panziera scivola e comunque il possesso ancora per la squadra di Donisi. 5:34 da giocare, nonostante qualche errorino, però Montello in partitissima. Sì, anche secondo me non stanno sbagliando nulla a livello difensivo, è quello che sta facendo la differenza e spesso riescono a recuperare palla e ripartire i giocatori del Montello. Rimessa intanto già battuto dal maestro credo che mister Donisi ha studiato nei dettagli la partita, l'ha preparata in un certo modo, difesa bassa, sta chiudendo qualsiasi linea di passaggio. In mezzo per Palma, fermato, il pallone resta lì. Sta chiudendo, stavo dicendo, qualsiasi linea di passaggio e il Mestre fa fatica a trovare profondità.
e spesso e volentieri è costretto all'errore in fase di possesso. Intanto viene sgridato mister Landi, voleva forse una rimessa a suo favore, invece il signor Piazza la consegna alla formazione del Montello. Purtroppo non ho colto il motivo della protesta di mister Landi, cosa abbia visto, cosa chiedeva. Montello, Epp prolunga per Taha, lo scambio con Leandrigno, il pallone sul destro, anche qui altra ghiotta occasione, la rivediamo subito, altro pericolo. Leandrigno palla al piede, è sempre un pericolo. Un po' ex di turno, visto che ha giocato nelle file del Mestre Leandrigno in prima squadra. Sì, infatti inizio partita si è salutato con qualcuno, anche adesso mi viene in mente, è stato 3 anni fa che ha giocato, perché già l'anno scorso era a Montello, sì, quindi... 3 anni fa dalla Serie D? Esatto. È arrivato a gennaio in Serie D, se non sbaglio, Esatto, quindi azione palla per Guariento. forse anche 4 anni fa era il Mestre. Sì, può essere. Stoppato. Un giocatore che spesso trova avversari in campo per la sua lunghissima carriera. Leandrigno, la classe non è acqua, 86. Franzoi, la giocata, bene Palma che si prende lo spazio, calcia un mancino che viene deviato in calcio d'angolo. È stata Ottima fondamentale giocata, questa deviazione, perché ha fatto veramente una bella giocata, il tiro poteva essere anche insidioso. Chi ha deviato? Lo dico io. Onnipresente. Angolo, Giustamente 4,25. Donisi non rinuncia facilmente al suo centrale. Franzoi in 2 tempi, Robazza dice di no, poi scarica a sinistra per Francesco Coppe, il 19 del Montello, scarica a destra da Epp che prolunga lunghissimo verso Tai Ibrahim, il 9 autore della doppietta che ha aperto la gara, poi golasso di Leandrigno per il momentaneo 3-0 che sta decidendo questa sfida. Bene palla per Palma, si fa vedere dalla parte opposta schiavinato, anzi Puleo! Miracolo fantastico, gran giocata di Puleo, può ripartire il contropiede di velocità Leandrigno veloce, Leandrigno braccato da Palma, costretto a farsi sfuggire il pallone, gran giocata prima di Puleo, qui di Leandrigno sul 3-0, comunque la partita è viva più che mai. Sì, il Mestre deve trovare il gol per riaprirla e prendere fiducia e morale. Qui ci è andato vicinissimo, Epp ha fatto veramente una gran giocata. Spinta non fallosa, cadono a terra un po' tutti, il fallo però è di Franzoi che va subito a chiedere scusa a Ibrahim Taha. Ripetiamo quanto già detto i giorni scorsi, anche adesso mi sembra, nonostante sia una finale, partita corretta in avvio. Assolutamente, 3 falli in 16 minuti è poca cosa. Bravo qui Bonazzo a mettere giù il pallone, Guariento glielo porta via, cerca di far ripartire Guariento, portato a terra Guariento, attenzione che non deve rischiare di perdere la partita, il fallo laterale per il Mestre Fenice. Pensavo fosse finito il primo tempo, 2 fischi, invece il direttore di gara ha fischiato in modo eloquente per far capire che si stavano agitando i toni in panchina, l'arbitro ha preferito subito smorzare qualsiasi accenno. Toni. Intanto fisicone Edgar. Guariento, servito da Puleo che torna a avere il possesso del pallone. Puleo per Palma. Palma scodella avanti per Puleo, però esce bene Robazza, coperto anche dal recupero difensivo di Bertoni. Bertoni riceve da Taha, poi è costretto a lanciare lontano. Intanto Guariento, Alessandro chiede il cambio, rientra Franceschini. A differenza del Mestre, il Montello in fase di possesso non ha commesso per ora nessun errore e non ha dato chance al Mestre di ripartire. E questa è una cosa che al momento sta facendo anche la differenza, una delle cose che sta facendo la differenza. Franzoi, il capitano, contrastato da Panziera, scarica comunque dietro a Franceschini che vuole movimento dei compagni in avanti, scarica a destra per Puleo che torna da Franceschini, c'è centro Franceschini, palla per Franzoi. Puleo, lo scambio con Franceschini, però difende benissimo, un rombo direi perfetto, così geometricamente guardando in questo momento. Non ci sono spazi per il Mestre.
Montello perfetto e il risultato lo conferma. Laterale dentro, battuto subito. E soprattutto lo sottolineo perché insomma è importante, in fase di possesso il Montello non sta commettendo errori, non si sta prendendo rischi inutili. Qualche problemino intanto per Epp a terra. Anche l'esperienza per far rifiatare i compagni e per... Può rifiatare lui stesso, credo. Esatto, sì. Anche perché non ho visto colpi o non so No, cosa sia assolutamente. successo. Vediamo, c'è un po' di Classe 88, Michael Epp. ghiaccio sulla coscia, mi sembra. Momento morto, possiamo già avviarci a un commento, manca ancora 1,48 che non è poco nel futsal, ormai l'abbiamo ripetuto più volte, però fin qui insomma un 3-0 perfetto. Scusami, secondo me si è buttato perché mister se non mi togli provo Mi tolgo esatto. io, esatto. Qui è stato un messaggio a Donisi, dammi un minuto per respirare. Un 3-0 che comunque rispecchia quello che abbiamo visto. Montello uno scalino sopra fin qui alla Mestre Fenice. Vedremo nel secondo tempo se mister Landi riuscirà a trovare delle soluzioni per scardinare questa difesa fin qui perfetta del Montello, partita che per ora è indirizzata verso Montello, ma c'è ancora tutto il secondo tempo. Una partita che per ora ha un padrone ed è la squadra di mister Donesi, palla sul fondo per Schiavinato che si ferma, tiro sinistro centrale, Robazza dice di no in due Bella la tempi. giocata per liberarsi al tiro, peccato per la conclusione. Nella parte opposta intanto sfila il pallone che tornerà ad essere in possesso di Stefanuto. Occasione per il Mestre, però chi è uscito? Epp, hai ragione. Franceschini vuole andare sulla corsa, super Bonazzo, Franceschini strattonato, calcio di rigore e calcio di rigore. Intervengo dal tombolo, dalla Belbote Arena, calcio di rigore. Voglio aspettare il replay perché non mi so sbilancio, se non sembrava, adesso gli arbitri si stavano parlando. Era cominciato da dietro, il VAR ce l'ho io, ma se non mi portano la birra Edgar qua non è un bar. Voleva il VAR, la prova TV Edgar Bertoni, ci ha provato però a 59 secondi vuole il rigore. Chissà se la regia poi ci manderà anche il replay, lo chiedo. Occasione un minuto dalla fine per riaprire un po' la partita. Schiavinato contro Enrico Robazza, rincorsa lunga della 10 che vuole il gol numero 6 e il tris di gol in tutte le partite. Poi Andrea, mandami il replay del fallo per cortesia, anche se i replay dei falli non me li fai mai vedere giustamente. Schiavinato la riapre nell'ultimo giro di cronometro, spiazzato, e adesso allora un po' di emozioni in più sicuramente. È il momento perfetto per accorciare le distanze e vedremo un grande secondo tempo. Rigore calciato benissimo, Schiavinato si conferma uomo in più dei suoi. Sesto gol in questa kermesse, assolutamente il miglior marcatore. Ultimo minuto con la Mestre Fenice che recupera subito un pallone, adesso vuole mettere pressione, vuole cercare di andare a riposo sul -2, andasse sul -2 sarebbe tutto un altro secondo tempo. Laterale intanto, da vedere a rivedere, perché secondo me era partito da fuori il fallo. Poi attenzione a Robazza. È andato deciso l'arbitro sul dischetto, questo sì lo possiamo dire, poi sinceramente sarebbe da rivedere cosa è successo. Anche qua ha messo la mano a Robazza, forse Palma non ci arrivava, però per evitare qualsiasi rischio. Schiavinato, giro palla per i secondi finali, il tiro da fuori di Franceschini. Mestre che ha preso carica e fiducia dal gol e si sta facendo vedere pericolosamente dalle parti di Robazza. E non è uscito di poco, anche se Robazza aveva tolto le mani, quindi era sicuro della traiettoria ad uscire del pallone. 30 alla fine, poi si andrà a riposo
Panziera, Montello che vuole cercare nuovamente il +3, recupera ancora il pallone Mestre Fenice, un 3 contro 2, attenzione, e il tiro da fuori, la risposta di Robazza, forse potevano sfruttarla meglio. Montello in difficoltà in questo finale. Tra di loro, passami il termine, non si offendono, quindi sia Schiavinato che l'altro compagno contenti della conclusione. Non era corretto il tiro, non c'era il passaggio. Schiavinato, il pallone è uscito, 9 al riposo, 3-1 per il Montello, la riaperta Schiavinato sul rigore. Stai pronto che poi verranno tutti quanti qua per vedere il replay, glielo faremo vedere soltanto se porteranno anche del luppolo spumeggiante, se no che se la riguardino a casa poi la partita. Lungo rinvio direttamente dalle mani di Robazza e arriva la sirena, 3-1, la riaperta e la Fenice, va bene per chi è neutrale, per lo spettacolo maggiore. Sì, come ti ho detto, ha segnato nel momento ideale, ora si va negli spogliatoi, si mettono a posto le idee, ci si riposa un attimo, si prende fiato e pronti per un gran secondo tempo. Con Roberto Tusin, tra una decina di minuti il vostro test per il live della ripresa di Montello, Mestre Fenice. Si va a riposo con i trevigiani avanti 3-1.
Siete voi che dovete vedere in qualche modo il giro del commento tecnico. Eccoci nuovamente live per il secondo tempo. È entrato intanto Baldresca tra i pali della Mestre Fenice, grazie al team Giorgione ed il gruppo Digital Vision, 3B Impianti e Lifestyle Consulting per questi 4 giorni, 14 partite a commentare. Qui al mio fianco oggi Roberto Tosin, ritrovo Roberto Tosin, va il commento tecnico, cosa deve fare, cosa avrà detto Mister Landi nella ripresa e cosa invece avrà ribadito Alessandro Donisi nell'intervallo. Scusami. Allora, intanto cambio particolare in porta del Mestre, non so se c'è stato qualche problema per Stefanuto. Per quanto riguarda la parte tattica, secondo me Landi ha chiesto un po' più di pazienza in fase di possesso ed evitare gli errori che sono costati i gol nel primo tempo e cercare maggiormente la profondità, mentre Mister Donisi credo possa essere soddisfatto, molto soddisfatto del primo tempo dei suoi, e dovrebbe aver chiesto di rimanere concentrati, non concedere nulla in fase difensiva e ripetere quanto hanno fatto nei primi 20 minuti effettivi. Staremo a vedere chi la spunterà. Al momento il Montello ha mezza cassaforte chiusa con un vantaggio di 3-1, palla lunga intanto per Panziara, lo scambio con Ibrahim Taha, uno dei grandi protagonisti non solo per la doppietta nel giro di 15 secondi ma anche per giocate importanti. Non ha toccato tanti palloni, però è stato bravo che quando ha avuto l'occasione ha messo dentro il pallone, che è la cosa che conta di più. Un giocatore forse non così appariscente ma che efficace. In silenzio è efficace, bravo. Allora, intanto, un buonissimo giocatore. Intanto è rientrato Epp, prima c'è il fallo, nell'intervallo si parlava anche con il buon Federico Scambi, uscito Epp, un tiro, un gol, come dicevi prima tu. Ha fatto 1 minuto e mezzo in panchina ed è il minuto e mezzo dove il Montello ha sofferto di più in questa finalissima. Punizione per il Montello, la prima, una sfida corretta. C'è stato il rigore assegnato alla Mestre Fenice, siglato da Kevin Schiavinato. Epp pronto forse a calciare con il sinistro, di vicino c'è il capitano Coppe che scarica di potenza, Baldresca respinge. Epp, primo intervento di Baldresca, subentrato in questo inizio di ripresa a Carlo Stefanuto. Bene Panziera, scarico per Ibrahim Taha, Coppe, Epp, via Epp sulla corsia, cercava un pallone in mezzo per Panziera, intanto Franzoi, l'imbucata non è arrivata. Ibrahim, lo scambio non uno preciso, dei pochissimi errori di Epp, forse il primo errore di questa Final 8. poteva mandare in porta Ibrahim, purtroppo il passaggio non è stato preciso. Occasione sfumata per il Montello. Intanto recupera subito il pallone il Montello, già dall'altra parte con Panziera che scarica dietro per Ibrahim Taha, fermato, fra laterale, palla per la squadra del Montello di Mister Donisi, avanti 3-1, 18-10 sul cronometro da giocare, sempre 3-1 il risultato del primo tempo. Palla dietro per Robazza che arma un sinistro raso terra da spingere avanti per Taha, che poi scarica dietro d'esperienza Coppe vede l'apertura per Epp in mezzo, un pallone, azione spettacolare, mancato soltanto il gol, la rivediamo. Grandissimo lancio di Coppe, Epp di prima stavolta non sbaglia il passaggio e Panziera si mangia un gol quasi fatto. Probabilmente da casa gli hanno detto guarda che hanno appena detto che hai fatto un errore e adesso ci ha subito fatto vedere insomma cosa sa fare, l'esperienza e la qualità. Intanto la qualità della Mestre Fenice giovane non porta i frutti sperati. Stessa azione un po' fotocopia del gol di Leandrigno, lancio lungo nel gol, Leandrigno ha calciato al volo, qui Epp l'ha messa in mezzo per l'ottimo inserimento di Panziera, è mancato solo la conclusione finale. Intanto Ibrahim scarica dietro, riparte da dietro Coppe, rilancio lungo, la testa di Puleo e poi arriva Epp a sbaragliare ogni problema, a calciare lontano il pallone. Montello che si difende bene ma non rinuncia a provare a cercare la quarta rete. Mestre che mi sembra entrato bene in campo in questo secondo tempo. Giro palla di veneziani, Franzoi serve Schiavinato che torna il suo capitano a destra per Puleo, va sul fondo il tiro, ha cercato di mettere in mezzo il pallone, però è mancato l'inserimento, non c'era nessuno in mezzo per il Mestre, quindi alla fine ha fatto bene a provare a calciare, provare a guadagnare un angolo. Conclusione di Elvise Bergamo, è entrato anche lui in questo secondo tempo.
C'è Bertoni intanto tra le file di mister Donisi. Pressione ora della squadra veneziana, esce però il Montello con un lancio lungo di Coppe per Epp che sposta l'avversario, scarica Bertoni, Bertoni un destro potente centrale, Baldresca non è sicuro nel trattenerlo, lo rivediamo e si rifugia qui un po' in impreciso angolo. Baldresca, concede un angolo. Attenzione al calcio d'angolo che andiamo a seguire, palla dietro per Coppe, altra occasione, fuori di poco il destro Il Coppe dalla è lasciato distanza. con molto spazio, Bergamo era in leggero ritardo, conclusione fuori di poco. Schiavinato a liberare il suo capitano che torna dal pallone al 10 Mestrino, l'imbucata non riuscita per Bergamo, riparte Coppe, si era fatto sentire Bertoni con un urletto, lo scambio per Bertoni che viene però fermato da Franzoi, cartellino giallo per il capitano Franzoi, secondo fallo, primo cartellino del match mi pare anche. Giallo forse un po' eccessivo vista l'azione, visto il tipo di fallo. L'arbitro probabilmente ha valutato che c'era un contropiede possibile, un buon inserimento per Bertoni, quindi ha deciso per il provvedimento disciplinare. Capitano Franzoi dunque il primo a finire sul taccuino dei cattivi in una bel Botte Arena gremita di tifosi, tanti neutrali ma tanti tifosi anche delle due squadre. Diciamo che c'è un po' di tutto, nel senso tanti tifosi del Mestre, abbastanza anche del Montello e parecchi neutrali. Attenzione a Bergamo che cade a terra, forse uno sgambetto involontario di Leandrigno che però ha danneggiato la corsa del ragazzo di Mestrino. Leandrigno subito è andato ad alzare l'avversario come quasi a scusarsi. Ci poteva stare il fischio in questa occasione. Epp, scodella proprio per Leandrigno, Guariento appena entrato di testa, spara lontano, laterale Mestre, 15:51 già battuto, palla per Bergamo, costretto da dietro per Guariento, gli aveva chiuso bene lo spazio per calciare Leandrigno, ancora Bergamo, disposto molto bene qua, Coppi contropiede, palla per Leandrigno, la doppietta anche di Leandrigno, un colpo sotto, un bacio al pallone, Montello si porta sul poker. Grandissima conclusione di Leandrigno che davanti al portiere non sbaglia, troppa qualità questo giocatore, gran recupero di Coppe, gran palla, Leandrigno solo davanti al portiere, non se lo fa ripetere 2 volte, mette a segno la doppietta personale a quarta rete per i suoi. Forse Baldresca aveva anche toccato il pallone, Ha toccato ma non è riuscito a fermare la conclusione. Deviare il colpo morbido, il tocco morbido di Leandrigno che in campionato aveva segnato 3 gol, fin qui ne ha segnati 2, cercherà probabilmente il tris anche questa sera con il Montello che si riporta su un più tranquillo, più 3, 4-1 il risultato. Gol che in avvio di ripresa può essere pesante come un macigno per il Mestre. Bergamo intanto avanti per Franceschini, avevano un fallo i tifosi veneziani. Ammonito Mister Lande Per le proteste, per il presunto fallo in precedenza non avvisato. non credo ci fosse fallo, ha usato l'esperienza, secondo me fallo nei limiti, cioè scusami, contatto nei limiti. Ha appoggiato il corpo. La signora non so se abbia fatto 14 partite come me, la sentivo un po' rauca. Qualcosa meno, ma è po'. carica, è carica. Qui intanto l'errore, concede un pallone velenoso in fase d'attacco la squadra di Mister Landi. Adesso sembra aver un po' subito il colpo anche la formazione del tecnico veneziano. Sotto di 3 gol, manca ancora tanto, ma in una finale sono davvero tanti da recuperare, soprattutto per quello che abbiamo visto in questi giorni. 15 minuti sono tantissimi, però la partita ha preso una piega che è difficile da invertire per il Mestre. Intanto la conclusione, prima ribattuta di Bertoni, poi il tiro da fuori che finisce alto di Epp, consegna il pallone a Baldresca che fa ripartire la squadra dei suoi, Franceschini, Guariento, ancora Franceschini, Guariento, Pettenò, si va a vedere
davanti Bergamo che perde il pallone, non riesce a controllarlo, poi Epp spara lontano, intanto entra Mion. Credo che la partita il Montello la sta vincendo per la fase difensiva, è veramente, la voglio sottolineare perché sta giocando in maniera splendida, non concede nulla al Mestre e costringe i ragazzi di Mister Landi spesso all'errore. Franceschini cerca di andare sul fondo, Mion entra subito bene in partita in questa ripresa, una scivolata a togliere il pallone dall'incursione di Franceschini. Fallo laterale per la squadra di Gabriele Landi che cercherà in tutti i modi di riaprire il match. Intanto lo scarico dietro per Guariento, il continuo giro palla della formazione veneziana. Pettenò, bravo Epp a rompere la righe e a prendersi un pallone che poi, come può, Pettenò cerca di spedire dalla parte opposta del campo. Epp è molto bravo nelle letture, soprattutto quando il Mestre sulla banda prova a superare l'uomo, a saltare l'uomo, è pronto subito il raddoppio e la chiusura. Leggi in anticipo quello che vogliono fare i ragazzi di Landi. 13:50 sul cronometro della Velbote Arena, ancora da vivere in questa finale che mette in palio la Coppa Italia, fase regionale del Veneto di questa C1, live sempre dalla Velbote Arena di Tombolo, casa del team Giorgione che assieme al gruppo Digital Vision 3B Impianti e Lifestyle Consulting sta regalando questa bellissima 4 giorni che volge al termine. 4 giorni intensi e forse questa a livello di classifica dopo il girone di andata è l'unica certezza che abbiamo visto in questi giorni, sempre gare equilibrate e qui invece Montello che sta legittimando la sua prima posizione. Sì, quest'anno il campionato di C1 è molto equilibrato e si è vista in questa 4 giorni tutte partite equilibrate, anche se poi il Mestre nelle sue ha dilagato, ma la partita sta sempre in equilibrio, tranne forse proprio quella col Conegliano dove hanno dominato. La palla è uscita, il direttore di gara ha fischiato per richiamare il pallone uscito dal terreno di gioco, dal rettangolo utile per giocare. Epp urla molto con i suoi per chiamarli alle posizioni corrette. Ora quintetto molto giovane per Donese con Bonazzo, Panziera e Mion. Cerca e la chioccia Epp. Epp a fare da papà a questi ragazzini. Abbiamo sentito come ha urlato per guidarli in fase difensiva, per non concedere nulla. Bonazzo spizza dalla parte opposta per Panziera che torna indietro ancora da Epp. Epp lungo da Bonazzo, difende il pallone Bonazzo, poi se lo allunga in fallo laterale. Diciamo che Donisi secondo me ha colto il momento giusto per far riposare i suoi big in attesa dell'assalto finale del Mestre, dove probabilmente Landi si giocherà anche il quinto di movimento. Franceschini, Guariento, ancora Franceschini, Alessandro Guariento, si muove avanti il fratello Filippo che ora arretra, imbucata che non va a buon fine per il numero 4 Filippo Pettenò. Ancora Epp per il Montello, un Montello che comunque non stava più velocizzando, ovviamente da parte sua un adesso vantaggio comincia anche a giocare con il cronometro, continua con la sua fase difensiva bassa, 0 rischi in fase di possesso. Pettenò, ora il cronometro inizia a diventare un fattore. I fratelli Guariento fraseggiano poi la palla, sfila a Franceschini che torna a aver possesso, servito, attenzione al pressing, Franceschini bravo qui Baldresca ad uscire, a rilanciare lontano, rischia comunque la Fenice, ma ovviamente deve anche scoprirsi a caccia del gol che riporterebbe almeno 2 veneziani. Deve alzare sia i giri del motore sia la pressione il Mestre, ha bisogno di segnare e il prima possibile. Franceschini, Filippo Guariento, ancora Franceschini, si fa vedere Alessandro Guariento che riceve il pallone, lo scambio a destra per il fratello maggiore che prende lo spazio per calciare, anzi non era
Guariento era, scusatemi, Pettenò, che ha scaricato un tiro altissimo. Nel frattempo è pronto al rientro Schiavinato per il Mestre. Eccolo qui. Schiavinato, autore dell'unico gol iscritto del rigore per la formazione di Mister Landi, che deve ancora cercare di riconquistare il pallone. Ottima giocata di Robazza, giocata di Bonazzo. Il tocco di Bonazzo per Mion, che giocato di Bonazzo. E bravo anche poi ad anticipare il difensore e dare la palla filtrante per Mion. Bravo il difensore del Mestre a recuperare e mettere in calcio d'angolo. Tanta roba. Bonazzo, classe 2002, meno giovane di Mestrini, ma comunque solo 23 anni all'anagrafe per il giocatore della Montello. Robazza, Bonazzo all'esordio quest'anno in C1. Sta dimostrando anche in queste Final 8 che è una categoria in cui ci può benissimo stare. Assolutamente sì, giocatore importante per Mister Donese. Schiavinato per Guariento, poi mette in laterale Mion, ancora Mestre con Guariento che parte il pallone. Bonazzo, palla fuori di poco, il sinistro di Bonazzo, un contropiede che si è aperto sull'errore di Filippo Guariento. Bellissima azione, stavolta è stato meno bravo nella conclusione Bonazzo rispetto all'assist che aveva fatto prima per il suo compagno. Guariento, un gol straordinario di Alessandro Guariento, un missile alla Top Gun a tagliare il campo e a spaccare le mani di Robazza. Quasi da fermo, 52. Quasi da fermo, si sposta la palla, gran tiro dai 12 metri, Robazza non poteva farci nulla, una sassata sotto l'angolino di Guariento. Partita ancora viva, mancano 10 minuti. Mancano 10 minuti, gran gol di Alessandro Guariento, prodotto del vivaio del Pressana e protagonista con una grande crescita qui a Mestre Fenice. Franzoi intanto rientrato in campo, Schiavinato, Pettenò ancora per Schiavinato, Lungo non è in campo, il pallone però trattenuto sulla suola da Filippo Guariento. Il fratello ha poco fa riaperto la partita. Bonazzo, Lungo per Taha, fermato, il pallone è vivo, l'ultimo a toccare è stato Franzoi. A tenere vivo, tenere la palla e guadagnare la rimessa laterale, molto bravo, non era facile. Taha, Lungo per Epp, esce Baltresca sul pallone, sembrava sul pallone, cartellino giallo, da qui mi sembrava sul pallone, però va detto che Baltresca non protesta. È entrato quindi però a gamba tesa da una brutta entrata. Poi da vedere è stato Baltresca a toccare la palla o Epp col piede a toccarla dopo l'intervento di Baltresca. Da qui non si è visto. Però se Baltresca non protesta, il direttore di gara ha assolutamente ragione. Credo abbia visto correttamente. Il signor Tagliapietra l'ha anche messo meglio di noi. Un cartellino giallo al numero 1 veneziano che concede. Nel momento in cui fischi il fallo è automaticamente giallo, vista la posizione. Assolutamente, una punizione pericolosa. È entrato Leandrigno sulla riga, Schiavinato respinge, tutto. Poi quasi una carambola, il pallone il comunque a esce. Sorpresa Leandrigno, ma Schiavinato è stato attento. Schema d'angolo intanto con Coppe che va a concludere. Mister Donisi ha ricorso subito ai suoi top, Leandrigno, Ibrahim, Coppe e sempre l'onnipresente Epp. Franzoi, Schiavinato, non me ne vogliano, attenzione Leandrigno, porta via il primo Schiavinato, Coppe si accentra, fermato da Schiavinato, Coppe resta in piedi. Attenzione, palla lunga per Leandrigno che la tiene in campo. Sbaglio o c'è un profumo di soffritto che sta penetrando dentro il palazzetto? Si sente. Attenzione, pericolosamente lasciato libero. Palma rimediato, ma aveva gran contromovimento di Ibrahim. Palma bravo a rimediare. Si addormenta Franzoi, un contropiede allora proprio Mestre Fenice con Puleo sul secondo palo, cercava la corsa di Franzoi. Purtroppo il passaggio per Puleo è stato leggermente troppo lungo e ha rallentato la velocità della ripartenza. Qualche problemino per Coppe. Credo sia un time out, sì. Un piccolo riposo. Fischi che servono a poco, il cronometro è fermo, 8:34 da giocare, nessuno perde tempo.
c'è però anche l'esperienza di far rifiatare i vecchietti Epp e Leandrigno. Il tempo è fermo, però Coppe, questi sono nonostante- secondi preziosi di recupero. Tra l'altro classe 2000 coppe, capitano in una squadra dove ci sono personaggi come Leandrigno, Bertoni, Epp, grande responsabilità e grande fiducia. Assolutamente sì. È storico e qui da tanti anni a Montello, quindi gli è stata affidata la fascia. Intanto è entrato Michele Bettini in versione scoppettone, il segretario LND del Veneto. Factotum. Direi qualcosa di storico. Grande Michele, grande lavoro. Anche lui ha voluto mettere il suo contributo per la Il finale. lavoro di tutta la squadra LND del Veneto. Laterale con Franzoi, pronto per Schiavinato che si accentra, viene fermato Leandrigno. Erroraccio Iniziava a fare di ripartire. Schiavinato. Bravo qui Franzoi a metterci il corpo. 8-27. Se nel giro di qualche minuto arrivasse anche il terzo gol della Fenice sarebbe un finale pazzesco, qualcosa che però da neutrale mi auguro veramente non me ne vogliano gli A amici Montello se lo trevigiani. augurano decisamente meno. I mestrini sperano tu abbia ragione. Schiavinato, va via Schiavinato, gran giocata di Kevin Schiavinato Bravissimo. sul secondo palo, la deviazione di Epp, poi a toccare il palo Anche. Kevin il Gran terribile giocata qui di Schiavinato su Ibrahim. Poteva però servire il compagno sul secondo palo. Dietro! Para Leandrigno, il tiro di Franzoi ancora. Occasionissima Leandrigno qui. che blocca il pallone. Occasionissima per il Mestre, sia Guariento che Puleo, due tiri molto puliti. E poi palo di Panziera, se l'erano persi. Stanno Adesso saltando gli schemi, occasioni da ambo le parti. Le squadre si stanno aprendo in una maniera impressionante. Quante emozioni. Siamo al gran finale. Un rush finale che durerà 7 minuti e 50 secondi, poco meno. Più un possibile overtime. Puleo si gira ma Epp non lo puoi saltare. Va a terra Epp, c'è il fallo a fondo campo. Fallo a favore del Mestre, un po' a sorpresa, erano le mani su Epp. Ci stava un fallo per il Montello qui, Sì, ha rischiato molto Puleo, d'altra parte può spenderlo. Intanto c'è anche il cartellino giallo per Epp, se non sbaglio. Epp o Panziera? No, il numero 2 è l'arbitro. Il numero 2 ha ragione, Epp. ha ragione. Intanto Epp Schiavinato. però non ha fatto la minima protesta, quindi non si è visto bene da qui. Diciamo non che credo. il fallo poi l'ho anche commesso Epp, sicuramente che ha tratto due giocatori, però era prima stato spinto, Abbastanza nettamente. ma va bene così. Punizione Mestre. Schiavinato verso il secondo palo, c'è comunque una deviazione, il pallone era sfilato sulla parte dove però non c'era nessun compagno di squadra. Mestre che sta alzando al massimo i giri del motore. Franceschini, Guariento, Franzoi, l'imbucata per Franceschini, rimessa laterale Mestre Fenice. Non vedo però ancora movimento di un possibile potere di movimento da ripetere. Intanto il laterale, qui un'ingenuità di Franceschini. Alla lunga aperta che protegge il pallone, cade a terra, recupera comunque Panziera. Guariento che torna dentro da Epp l'apertura. con le buone e con le cattive per recuperare palla. Panziera intanto in laterale. Franceschini, Guariento, avanza Guariento, proprio davanti i tabelloni con gli sponsor che hanno permesso questa grande kermesse. Ancora Mestre Fenice, Guariento a cercare di cambiare lato per Franzoi, ma ci mette la testa Leandrigno. Franzoi riceve ora il pallone rasoterra dal numero 11, autore del 4-2. Schiavinato, Franceschini, piano piano però alza i metri di pressione il Montello. Franzoi provare di calciare, capisce tutto quanto Leandrigno. Stefano, siamo arrivati al momento decisivo di questa finale. Ora bisogna mettere in campo tutte le energie che sono rimaste. Franzoi vicino a portare via il pallone, Leandrigno non è un retropassaggio. L'aveva toccata Puleo, quindi non era retropassaggio. Ha visto bene il direttore di gara, dato la parte opposta,
avanti come può, si lotta con Guariento che fa arretrare con qualche spintarella senza fallo, mi pare Mion. Panziera, che ha chiesto anche il cambio. Ha chiesto il cambio, ha speso tanto e tutti stanno pronto. spendendo tanto in questo finale di partita che potrebbe diventare davvero epico. Landi sta parlando col suo vice, stanno valutando, credo, se Franzoi. mettere in campo il quinto. Respinto proprio da Panziera. Rientra Coppe e Bertoni. Che Coppe per Leandrini. Epp sulle ginocchia dopo 30 e passa minuti. Posso anche capirlo. Franzoi, bravissimo Bertoni, la palla sfila in fallo laterale. Schiavinato, Guariento, Franceschini, Alessandro Guariento. Fallo! C'è il L'arbitro fallo l'ha visto subito. di Boità, già battuta la punizione. Franzoi, la piazzata che impegna Robazza. Bravo Robazza, attento. sul Tiro non palo. potente ma velenoso. Guariento, a superare Bertoni, ha avuto fegato il ragazzo, ha sfidato Non gli uno, manca il coraggio, non gli manca. Ha sfidato- Le qualità le ha e fa bene. uno che qualche coppa e qualche scudetto le ha vinto. Franceschini cercava l'imbucata, Epp dice di no. Qui Guariento l'ha cercato il fallo, non c'era nulla. 5 minuti, ancora un'altra rimessa da ripetere. Ancora Questi sono errori di gioventù però. la seconda rimessa da ripetere, sempre di Franceschini. L'arbitro lì a 1 metro, chiaramente non può non fischiare. Mette giù Taha, il pallone viene recuperato, il pallone era uscito, quindi rimessa laterale per il Montello, rientra a Palma nel quartetto di movimento trevigiano. Taha, Epp, Eccolo, quinto di movimento pronto per Landi. Franceschini è uscito per prendersi la maglia arancione numero 7. Guariento intanto con Taha che fa sfilare il pallone lontano. Baldresca a destra per Franzoi. Ecco che esce Baldresca. Schiavinato riceve il pallone. Franceschini fa segno a Schiavinato di avanzare. Difesa abbastanza alta del Montello per il momento, adesso si stanno abbassando. Franceschini per Franzoi. Bella giocata. Gran giocata ma Epp stratosferico. Carico. Stratosferico Epp. Non lo conosciamo oggi questo ragazzo. Franceschini, Schiavinato dalla parte opposta per Franzoi, lancia lontano. Epp cerca poi il jolly Epp dalla sua area. riparte veloce subito. Non pressa il Montello, Franceschini attende. lascia giocare. 4 quindi esatti da giocare. il tempo c'è per la rimonta. Franceschini, Oriento, Franzoi, Palma sul fondo si muove, non riceve il pallone. Franceschini, Guariento, Franzoi ancora, Guariento, Gran lavoro di Epp che sta chiamando tutti i suoi compagni. Schiavinato, pallone vivo per poco. Franceschini, ancora Schiavinato. Gira lato dalla parte opposta veloce per Guariento sul fondo, palla dietro per Franceschini, il tiro la È mancato il secondo palo qui sul tiro di Franceschini. Rientra Baldresca, rilancio lungo di Robazza che stava per perdere il pallone. Guariento con la testa, lo rappiera nuovamente. Franzoi lo scodella avanti, poi bravo Bertoni di Vediamo se testa la da tiene leggerire Robazza. dietro per Robazza che ha 4 secondi per rimettere in gioco. Coppe protegge la sfera, spara alla porta. Puleo molto stanco. Ecco Epp che va a servire Leandrigno che con la testa lo gira sopra la porta di Baldresca. 3 minuti e 5 secondi ancora da giocare. E nessuno di due ha chiamato il time out. Meglio, evitiamo di mettere le cuffie, Roberto. No, i mister per il momento non usano il time out. Guariento, Franceschini, Guariento, Franzoi, ancora Guariento, Franceschini, Guariento, continua a far girare palla ma difende benissimo il Montello. Ora a sinistra, Tutta l'esperienza di Epp, cambiato per Bertoni, Epp Schiavinato, si vede. Schiavinato, restavano delle rete ma c'è stata una deviazione di Epp, dunque sarà corner per la squadra di mister Landi. Già battuto dietro per Franceschini, rimasto in campo con la maglia di portiere di movimento arancione
quella che è stata di Stefanutto, numero 12, e di Baldresca, numero 1. Quindi tanto la pressione di Bertoni, va via bene Franzoi, poi recupera Coppe. Grande rischio di Franzoi, però bella giocata. Ancora Maestra Felice, Franceschini sul lato di Schiavinato che gira subito per Guariento. Franzoi, Franceschini, ora pressione che si alza, palla sbagliata con Attenzione, porta vuota. Leandrigno, fermato da Franzoi. Leandrigno comunque esulta, alleggerisce la pressione e se la ride. Tripletta sfiorata, mancano 2 minuti, il Mestre ha bisogno di un gol il prima possibile. Assolutamente. Leandrigno Bertoni, Bertoni cerca di andare via, ma Palma protegge il pallone. Ecco che arriva l'ora del time out di Mister Landi che andiamo ad ascoltare. L'abbiamo riaperta tante volte noi, sia per noi che per loro. Andiamo avanti, 2 minuti, sembrano pochi ma sono tanti, però bisogna che la palla giri rapida e noi ci muoviamo con logica. Noi adesso cambiamo portiere, e esce Mauro, no, lo fa, va bene. E bisogna che però quando la palla ce l'abbiamo da un lato non restiamo che la teniamo ferma, bisogna che o attacchiamo la profondità e così poi abbiamo le 2 soluzioni, centro e il secondo palo, oppure bisogna che abbiamo il cambio lato veloce. Per avere il cambio lato veloce però bisogna che comunque la palla stia girando, se no è un problema. Dai, fino in fondo raga, fino in fondo. Poi si pressa forte, è inutile che facciamo avanti e indietro, si pressa forte. Dai. Mi è piaciuto il time out di Landi, ha detto cose giuste, ha chiesto velocità nel giro palla per cercare di far muovere la difesa e trovare lo spazio per andare a realizzare, e ha detto anche che 2 minuti possono sembrare pochi, ma in questo sport abbiamo già visto sono tantissimi. C'è il tempo per fare i 2 gol che servono al Mestre, però serve maggior velocità nel giro palla. Assolutamente. E ha anche detto in fase di poi non possesso andare a pressare forte rischiando il tutto per provare a recuperare palla subito. Intanto Filippo Guariento, progetto di movimento, ha cambiato la soluzione Franzoi per Alessandro Guariento, deve però alzare il ritmo, attenzione, rischio, si prende il pallone. Qui Leandrigno ha sbagliato lo stop, ha graziato il Mestre. Ha chiesto scusa ai compagni, avrebbe chiuso la partita. Franzoi sul secondo palo. Schiavinato, che errore. Ma cosa è successo? Il pallone è andato sul palo? No, ha sbagliato Schiavinato. Ingamberato su se stesso. Ha sbagliato Schiavinato. Schiavinato, occasionissimo. L'aveva chiesto proprio Landi nel time out, andiamo sui secondi pali. Lo rivediamo. Qui Schiavinato. Il pallone destro su sinistro, si è impennato. 1,14. Gol che ci avrebbe regalato l'ultimo minuto da paura. Attenzione al colpo della parte opposta, la va a chiudere il capitano, gesto eloquente, game over alla Belbotea Arena, la parola fine la mette il capitano, 1 minuto e 9 secondi, il capitano Francesco Coppe, gran giocata. Qui Baldresca l'ha letta male, doveva uscire prima oppure restare in porta, è uscito in ritardo e Coppe è stato bravissimo a fare il cucchiaio e realizzare la quinta rete e mettere parola fine a questa finalissima. La gente si alza già per andare a mangiare e sorseggiare del luppolo fresco, ultimo minuto di gioco e le speranze sono mai finite. Tassi prende il pallone, palla per Bertoni, seduti! Grazie ragazzi, bisogna alzare la voce, quel poco che è rimasto di voce, ci stavamo per perdere anche il possibile sesto gol. Schiavinato prova ad andare sul fondo, viene fermato, 41 ancora da giocare. Possiamo dire Roberto che comunque il Montello ha meritato, per quanto visto, nonostante la sofferenza di ieri a causa della squadra di mister Marotta del Godego, ha meritato questa vittoria. Allora, finale bella, bella prestazione da entrambe le squadre. Il Montello secondo me vince con merito in questi 3 giorni, ha fatto vedere che è la più forte, che è stata la più forte, giusto così. Bravissimi comunque i ragazzi del Mestre a giocarsela fino a 1 minuto dalla fine, perché il gol appunto di Schiavinato avrebbe potuto regalarci un ultimo minuto clamoroso. Prova la tripletta, si fermano i ragazzi del Mestre,
10 secondi alla fine si fermano qui perché è giusto far sì che la sfida finisca. Voleva chiudere Guariento, la coppa è del Montello, la capolista se ne sbatte nella sfida di venerdì e alza la coppa. Questa è grande mentalità, questa è mentalità di una squadra che vuole vincerle tutte. Giusto così Stefano, hanno una squadra creata per vincere e intanto un trofeo l'hanno portato a casa, poi c'è un girone intero di ritorno per puntare al campionato. Di nuovo complimenti alla società Montello, al suo presidente, al mister Donisi e a tutti i ragazzi che hanno vinto, ripeto, con merito questa coppa. Una coppa che andremo a vedere alzata dal capitano Francesco Coppa che ha messo la ciliegina col quinto gol, però onore ai ragazzi del Mestre che hanno fatto un percorso fantastico. Calcisticamente innamorato di questa giovane squadra. È mancato il guizzo finale a conferma che anche loro non sono perfettissimi, ma con i margini di crescita che hanno, questa è una sconfitta che può solo che fare bene per il futuro. Ma questo è un secondo posto che loro se lo devono godere, in questo momento non se lo godranno, ma credo che domani devono essere contenti e soddisfatti di quello che hanno fatto vedere e hanno conquistato in questa 3 giorni. Ci potresti spiegare Stefano quel 25 dell'inizio che forse... avevo indovinato a parti invariate, okay. Avevo scommesso un 5-2 per la Mestre Fenice, ha segnato 7 gol, ne ha segnati 6, bravo. Ho sbagliato, potevo dire di averlo indovinato, ma sono onesto. Il 5-2 però... 7 gol sapevo che c'erano. Gran finale. Tra l'altro vorrei aggiungere che i ragazzi di Mestre Fenice hanno sì perso una coppa di C1, l'anno scorso hanno vinto quella di C2, ma il loro obiettivo è quello anche di strappare le convocazioni per la Serie 2 Elite. Vogliono copiare Zanotto, Bui e Ruzzere, insomma. E direi che siamo sulla buona strada, Giustamente il Montello in questo momento sta festeggiando. Hanno dimostrato, l'hai detto giù, hai detto bene, secondo me hanno dimostrato grande mentalità. Panchina lunga e allora l'appuntamento al big match di venerdì al Palatese contro l'Arzignano, prima contro seconda. Non sarà assolutamente facile strappare i punti dal campo biancorosso con un Arzignano che intanto oggi è riposato. Sì, l'Arzignano ha avuto un giorno di riposo, avrà un giorno di riposo in più, sicuramente entrambe le squadre prepareranno al meglio questa prima partita del giorno di ritorno. Arzignano con tanta voglia di riscattare la sconfitta in semifinale della Coppa e il Montello con voglia di dimostrare che sono i più forti. Sì, l'Arzignano oggi ha riposato perché ieri la Mestre Fenice è stata qualcosa di spettacolare in tutti i sensi. Ha fatto spettacolo 2 giorni il Mestre, sia col Conegliano che con l'Arzignano, ha fatto vedere tante belle cose. Oggi si sono visti un po' meno, però ha dato filo da torcere fino all'ultimo minuto al Montello. Intanto finché si va a preparare per la cerimonia finale, ringraziamo ovviamente Edil Group, Digital Vision, 3B Impianti e Lifestyle Consulting, sono gli sponsor che assieme a Team Giorgione hanno permesso questo lungo evento. Questa partita, chi ci sta guardando lo farà in differita, purtroppo la connessione è andata a farsi benedire proprio in questo fascia oraria. L'anno prossimo faremo le finali la mattina, così almeno non c'è, tutti dormono, nessuno è con la brioche e cappuccino guarderanno la finale. Pronti, intanto vediamo, là ci sono già foto di rito, i ragazzi della Fenice sono andati sotto la curva dei propri genitori e amici, c'è comunque sportività, abbracci tra dirigenti vari. Leandrigno, vediamo quel presidente Chiozzotto abbracciato. Una partita che poteva essere riaperta da quell'errore di Schiavinato. Adesso Kevin avrà in testa quell'errore per qualche giorno, ma insomma ragazzo terribile. Kevin però resettare. Mi sento di dire deve essere contentissimo della prestazione del poker fatto nei quarti di finale, se non erro, della bella prestazione in semifinale.
un errore ci sta, ne farà anche tanti altri nella sua carriera, quindi non è un problema. Ha segnato 6 gol in 3 partite, ogni sera ha gonfiato la rete avversaria, l'ho fatto anche stasera con un rigore dubbio per la posizione, poi da qua in presa diretta vedono meglio ovviamente i direttori di gara che saranno i primi ad essere premiati, ovviamente omaggiati per aver diretto questa sfida. Poi, come dico sempre, gli arbitri sono un fattore fondamentale, non saranno mai applauditi da entrambi, perché uno dei due perde, ma è logico. Ma mi sento anche di far però un complimento. Come sbagliano loro, sbagliano i giocatori in campo, sbagliano i gol e le parate, e in questa Final 8 qualche episodio magari anche sfuggito, però metro di giudizio regolare e ha regalato spettacolo, che è la cosa migliore. Secondo me stasera i direttori di gara però hanno fatto il loro dovere, non c'è stato chissà che episodio a parte quello del rigore da segnalare, però hanno portato a casa la loro partita, facciamo i complimenti anche a loro. Poi voglio vedere se il venerdì sera farai sempre i complimenti agli arbitri. Ma a volte sì, a volte no, dai, diciamo così. Quella è un'altra storia. Per le finali di C2, per le finali di C2 di Coppa preferisci essere qua al mio fianco o essere in campo? Speriamo di essere in campo, abbiamo passato il girone, adesso vedremo negli ottavi chi sarà la nostra avversaria, proveremo ad essere in campo. Eccoci pronti, allora con le premiazioni il presidente dell'associazione arbitri del Veneto, Tarcisio Serena, va a dare riconoscimento al signor Piazza di Padova, Tagliapietra di Venezia e da Col di Belluno, gli applausi dei colleghi arbitri, comunque applausi da parte di tutto. C'è già pronto il passeggio d'onore da parte della Montello. Passeggio d'onore che il maestro merita tutto, perché l'abbiamo già detto, ha fatto una grande finaletta e se lo merita. Foto di rito intanto per il direttore di gara, ci sono anche Daniel Borgo e Gaudenzio Raffaelli, responsabili del settore arbitri del calcio a 5 del Veneto, sempre qui presenti, anche se metto un puntino sulla I, preferisco sempre Elena Lunardi a tutti loro. Sì. Elena Lunardi davanti a tutti. Adesso tocca anche a chi ha perso questa Elena Lunardi, che è anche presente in tribuna. Sempre presente, è passata Elena, prima. Osservatore degli arbitri. No, non posso venire io. Ah, non ce l'avevano con me. C'è qualche... forse c'è Ruggero? No, non è Ruggero dei timidi, è un giocatore del Montello che era in tribuna, richiamato a prendersi la medaglia, anche lui in questi giorni protagonisti, tutti quanti. Tocca ora andare alla premiazione della Mestre Fenice, sarà il vicepresidente vicario del Veneto Roberto Mamerti a consegnare la targa poi al capitano Franzoi. E allora è ora il turno del vicepresidente Eccoli inquadrati della FIGC Veneto Roberto Mamerti a premiare la seconda squadra classificata. Un grande applauso per Mestre Fenice. Applausi ai giovani terribili del Mestre Fenice. Maldresca, Filippo Guariento, Puleo, Petenò, Palma, Pistoresi, Franceschini, capitano Federico Franzoi, Bergamo, Schiavinato, Guariento, Stefanutto, Bellu, oggi squalificato, assenza pesante quella di Bellu, ma chissà come sarebbe stata con Bellu in campo, però i compagni credo hanno fatto il massimo e non l'hanno fatto rimpiangere. Quello più che altro che ha fatto il Montello, penso che sarebbe cambiato anche poco. Mi trovi d'accordo? Anche se Bellu è un altro fiore all'occhiello della formazione di Mister Landi. Tanto qua inquadrato Michele Di Giambattista, il vicepresidente vicario Mamerti e il presidentissimo del Veneto Beppi Ruzza. Musica in sottofondo ovviamente per questa lunga premiazione. Una premiazione che chiude
una 4 giorni intensa, lo si può sicuramente sentire nella voce che ancora piano piano sta uscendo. Tu più di me. Ma domani sono in ferie, magari. Ringraziamo Schiavinato. il comune di Tombolo, l'assessore dei servizi C'è il buon Vincenzo Mondin, speaker sottofondo, che ringrazia il comune, ringrazia la FIGC del Veneto, il responsabile Michele Di Giambattista, il team Giorgione, il comune di Tombolo. Tanta roba. Live con Sadek. È lunghissima questa passerella per la Mestre Fenice. Non abbiamo prenotato di nuovo la pizzeria, vero? Per fortuna. Dentro il cane. Bow. C'è il cagnolino, penso sia il cagnolino di Mirela, il numero 9 del San Martino. Lo staff a prendersi anche la medaglia, la stretta di mano per Landi che si prende la medaglia. Franzoi, l'ennesima per Mister Landi, perché è uno lo che ha ha detto vinto. che nel time out ne abbiamo giocato in finale, Ha ragione, non abbiamo paura. questo gruppo in altra età ne ha giocate tante e neanche vinte E tante. potrebbe giocare ancora di giovanili, visto che giocano anche l'Under 19 e stanno avanzando anche bene, hanno già vinto il primo turno di Coppa. C'è anche il presidente Marco Chiozzotto. Qui viene consegnata la targa ricordo, ci sarà poi anche la foto di rito per Mister Franzoi e i ragazzi terribili della Mestre Fenice, con il dirigente Puleo che ordina ai suoi sulla gestione per questa foto. Problemi Roberto? Tutto ok? Molto bene. Tutto ok. Attendiamo l'alzata della Coppa. Anche la premiazione è lunghissima, estenuante. Adesso ovviamente sarà la Mestre Fenice a schierarsi per rendere l'onore al Montello, vincitore di questa Coppa Italia fase regionale del Veneto, e sarà il numero 1 della FIGC con Leone al petto. Beh, Piruzza. Vincitrice della Coppa Italia di 16 maschile, un grande applauso al Fulvio Montello! Ole! Ripetiamo, vittoria Marco con merito. Presidente della FIGC Veneto. Andiamo a nominarli, questo è Leonardo Mion, maglia numero 21, con la maglia numero 20 c'è Luca Bonazzo, poi mi sembra che sia Panzera. no, è Fantini, Riccardo Fantini, scusami. poi il portiere, gran protagonista questa sera, Enrico Robazza, Leandrigno in gol 2 volte questa sera, Marco Moin, classe 83, ha giocato il quarto metà Oggi ha semifinale, giocato altri giorni, oggi si è riposato, si è Oggi- gustato comodo la vittoria dei suoi. tranquillo, per essere protagonista in campionato. Questo è l'ultimo arrivato, Nicoli che ha giocato nei giorni scorsi, oggi invece non è Ex stato Dell'Agno. inserito nelle rotazioni. Michael Epp, cosa serve? Epp Chiamare Epp, fresco direi, no? Ha giocato solo 38 minuti. Bertoni 35, Ibrahim Taha, 2 gol che hanno spaccato la partita nei 15 secondi e inizio E ha gara, indirizzato la Coppa verso Montello. e Andrea Panziera, l'ultimo giocatore prima della lunga lista di dirigenti e ragazzi che Ormai sono invece finiti abbiamo dei giocatori che in, oggi non erano in tribuna. distinta. Esatto. Che hanno fatto tutti il riscaldamento, fra l'altro, era il completo, mancava solo Nicolati anche nel riscaldamento. L'acqua era gratis, quindi l'acqua era gratis. Fornasier all'ultimo, mi Escluso pare, all'ultimo dalla all'ultimo distinta, sì. tra Fornasier. Chissà cosa passa nella testa di Francesco Coppe, tra poco andrà ad alzare una coppa importante.
nonostante la giovane età, come dicevi tu prima, guida un gruppo, è il capitano di un gruppo di giocatori molto molto bravi ed esperti. Adesso invece arriva il mister, l'artefice Alessandro Bonisi, l'abbraccio Anche bello per lui con Navi. ennesima vittoria. Dopo qualche annetto, perché nel 2018-19 vinse già una coppa, Con l'alta marca, se non vado errato. sì, è passata di acqua sotto i ponti e si dimostra di essere insomma allenatore vincente. Prima in battuta dicevamo capaci tutti, ma ci vuole qualità anche per allenare gente che potrebbe mangiarti gli occhi in testa. Assolutamente. Mi sa che sono finite le medaglie, quindi c'è un po', il Montello erano in troppi e quindi restano. Federica, tanto di cappello per la dirigente rosa del Montello, che è sempre pronta a dare aiuto a chi fa il mio lavoro, e qua è l'ultimo a passare, Francesco Coppe, andava a prendersi il 5 da parte di tutti, il 5 di Pietro di Giambattista, la medaglia al collo. L'avevano conservata per Coppe la medaglia. E adesso andiamo ancora ad ascoltare Freddie Mercury. Non muore mai Freddie Mercury, canzone fantastica, a suggellare tutti i trionfi di tutti gli sport mondiali. And my mistake! Non hanno fatto errori, no mistake per loro in questi 3 giorni. Oggi no. Un po' di inglese Oggi me lo anche i giorni ricordo. scorsi no. Coppe prende la colpa e va dei suoi compagni. Attenzione al We Are the Champion, scatterà la festa. Oh, We Are the Champion! Sono loro i campioni 2025-2026 della Coppa Italia in fase regionale, ed è giusto che la festeggino così. Festa grande questa sera a Montello. Non si andrà a letto presto. Non erano inquadrati, ma qualcosa nell'occhio c'erano le ragazze della Maestra Felice che sono rimasti qui fino alla fine e hanno applaudito. Non è da tutti applaudire, Onore anche a loro. non è da tutti applaudire una squadra che ha vinto. Bravi ed è bello da vedere. Roberto, di noi è piene. Siamo alla fine. Siamo alla fine. Intanto grazie per essermi stato vicino. Grazie a te, grazie a voi per Promosso la con disponibilità. riserva. Con riserva. Promozione piena per Roberto. Assolutamente, quando avrò bisogno ti chiamerò di sicuro. Sei una Volentieri. voce importante. Grazie a Team Giorgione, grazie a Edel Group, grazie a Digital Vision, grazie a 3V Impianti, Lifestyle Consulting, grazie al Team Giorgione, grazie a Benuti Arena, al Comune di Tombolo, grazie all'ND del Veneto, grazie a tutto lo staff dell'ND del Veneto. Il buon Osvaldo vuole fare la foto anche lui, continua a dire Ha provato. da 20 anni che dice questa è l'ultima, ma per fortuna ci sono persone come lui, tanto per dirne una. Guai se manca Osvaldo. Grazie a Futsal Veneto TV, a Matteo Di Giambattista, il più piccolo di Giambattista, a Sam, a Giacomo che ha sfruttato la telecamera i giorni scorsi, a Michele Di Giambattista, artefice di tutto ciò, ma l'ultimo grazie va ad Andrea Di Giambattista, perché da dietro alle quinte non si fa vedere perché non è bellissimo da vedere, Lavoro ma enorme. ha fatto un grandissimo lavoro e io sono orgoglioso, il vostro test, il vostro Stefano Testoni, di mettere la voce in questa occasione, perché io ci metto solo la voce, la perdo, ma la coreografia intorno è merito di tante persone. Roberto, Lasciami dire una cosa però, grazie anche a Stefano Testoni che ha commentato tutte e molto bene tutte queste 14 partite, sei stato un grande. Grazie Roberto, grazie con Roberto Tosin, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, a chi arriverà perché purtroppo problemi di linea non è andata in onda live. Abbiamo finito, possiamo staccare la spina e pensare al prossimo anno con una nuova Final 8. Viva sempre il futsal! Ciao a tutti. Notte.